un evento bello, particolarmente importante, perché è la presentazione di un libro, questo libro, Le cronache delle città mediterranee, a cura di Giancarlo Alessi e Domenico Lo Sapio, che saluto, che sono qui presenti, ed è il primo volume di una nuova collana del Centro di Studi Medievali e Rinascimentali Cicogna di Venezia. E l'argomento è molto interessante, perché mentre pensavo in questi giorni alla presentazione mi è tornato in mente che il primo libro della storiografia in latino è di Catone il Vecchio, si chiama Origines, e all'inizio è dedicato proprio alle origini delle città italiane, quindi fin dall'inizio c'è proprio una, quasi come dire nella storia italiana, una riflessione sulle città italiane, sulle loro storie. E qua nel Veneto, per esempio, anche Venezia ovviamente in antichità non esisteva, però una delle più importanti città del Veneto antico e anche moderno, Padova, in antichità ebbe l'onore di avere un testo, purtroppo perso, però menzionato da altri testi antichi, che si chiama proprio De Origine Patavina, quindi proprio un testo sulla storia della città di Padova, quasi confermare quello che scriveva Carlo Cattaneo sulle città considerate come il principio ideale nelle storie italiane. E quindi un testo che appunto si rientra in tutto un percorso storico-intellettuale che in Italia ha secoli se non millenni, insomma, e quindi noi qui proseguiamo questa tradizione nell'ottica della tradizione della Biblioteca Marciana di promozione e valorizzazione della cultura. E particolarmente sono felice perché oggi qui a presentare questo libro abbiamo Marino Zozzi, il direttore emerito della Biblioteca Marciana, Alessandra Schiavon, archivista, quindi collega de là dal canale, si può dire, visto che qua siamo de qua dal canale, e Marino Zabbia, ricercatore dell'Università degli Studi di Torino, che appunto dialogheranno su questo volume che ha vari studi interessanti e di cui appunto parleranno. Io direi, non dico altro e passo la parola ad Alessandra Schiavon. Grazie e buona serata. Bene, grazie Stefano e grazie a questo pubblico, questi preziosi 25 ascoltatori che ci confortano, 25 da Manzoni, con la loro attenzione e spero con la loro partecipazione. Naturalmente il primo ringraziamento va a Stefano Trovato, direttore della Biblioteca Nazionale, che ci ospita in questa splendida sala della Libreria Sansoviniana, e poi un saluto agli storici e alle storiche, con alcuni dei quali ho avuto modo anche di stringere un legame di conoscenza, con qualcuno anche un rapporto che mi permetto di definire di amicizia, durante gli oltre 40 anni trascorsi nella sala di studio dell'Archivio di Stato di Venezia. Forse devo a questo passato, che nel mio cuore è ancora recente, ma gli anni trascorrono, l'onore di partecipare a questo incontro e di introdurne i relatori, con qualche rapidissimo accenno al loro cursus honorum. Stefano Trovato non ha bisogno di presentazioni, è soprattutto importante che sia ritornato a questo luogo che credo sia a lui molto caro, luogo di origine e di formazione in qualità di direttore. Marino Zabbia, docente all'Università di Torino, Dipartimento di Studi Storici, è autore di un testo importante per il discorso che verrà affrontato oggi, I notai e la cronachistica italiana nel Trecento, un volume che è stato edito nel 1999 in una collana dell'Istituto Storico Italiano del Medioevo, cui sono seguiti suoi altri vari interventi sul rapporto tra le classi dirigenti cittadine, compresa Venezia, e la circolazione e il reclutamento di questi professionisti della scrittura, cioè i notai,
formatisi all'interno delle istituzioni comunali italiane, ma anche delle cancellerie ecclesiastiche signorili nei secoli tra 200 e 300. Concluderà l'incontro Marino Zorzi, figura di studioso a tutti noi nota e cara, di cui è difficile riassumere il lungo e brillante curriculum professionale che tra l'altro si arricchisce ogni anno di nuovi contributi. Come Maria Francesca Tiepolo, il mio primo grande capo all'Archivio di Stato di Venezia, così Marino Zorzi, nel suo ruolo di direttore per quasi 30 anni di questa prestigiosa, importante biblioteca, ha incarnato il simbolo più alto della cultura al servizio della città, con i suoi studi, in particolare dedicati alla storia del libro antico e alla formazione delle biblioteche private, patrizie e non, alla storia del pubblico e dei lettori e alla formazione della libreria di San Marco. Di Marino mi permetto anche di raccontare un caro e antico ricordo personale. Negli anni lontani della mia tesi di filologia italiana, parliamo del 76-77, me lo ricordo per l'attenzione garbata con cui accoglieva noi studentesse, ma valeva anche per gli studenti giovani, quindi non era un privilegio riservato al genere, mentre con venerazione e soggezione ci cimentavamo con l'iter italicum o con i codici italiani e latini della sala manoscritti. Entriamo ora in medias res ed occupiamoci di questo volume, Cronache delle città mediterranee, curato da Alessio e Lo Sappio, primo edito, come ha già ricordato Stefano, nella nuova collana Studi e Testi, che è diretta da Clara Fossati dell'Università di Genova, e occupiamoci dei 9 saggi che lo compongono. Ma è più giusto e corretto dire che se ne occuperanno per l'appunto i relatori che ho introdotto orora, perché personalmente di cronache cittadine, familiari o mediterranee non so nulla e mai ho avuto occasione di occuparmene. Di contratti notarili, di testamenti, di catastici, di statuti, di diplomi imperiali e privilegi pontifici, quanti ne vogliamo, ma non di cronache. Però mi sono riservata un modesto angolino che vorrei dedicare solo poche parole all'istituzione che si è fatta carico di dare alle stampe questo e molti altri testi. Il Centro di Studi Medievali e Rinascimentali, intitolato a Emanuele Antonio Cicogna, è stato fondato nel 2001 da Giancarlo Alessio e Angela Caracciolo Arricò, che ricordiamo tutti, scomparsa nel 2016. Al loro impegno dobbiamo l'individuazione di obiettivi alti, dare spazio agli studi nel campo della filologia, della codicologia, della linguistica, infine, in senso lato, della letteratura, dal Medioevo al secolo XVII, con una specifica attenzione al mondo culturale veneziano, il che ha consentito di proporre o riproporre in nuove edizioni aggiornate e filologicamente irreprensibili testi come il De Origine Situ et Magistratibus Urbis Venetiae di Marin Sanudo il Giovane, o le inedite croniche della nobil città di Venezia di Zorzi Dolfin, o la cronica di Venezia detta di Enrico Dandolo da un manoscritto dell'Ambrosiana di Milano, o il repertorio delle cronache di Venezia in volgare, conservate alla Biblioteca Nazionale Marciana, curato da Carlo Campana, o ancora le lezioni di filologia di Villanovic, filologia petrarchesca, o gli studi dedicati da Vittore Branca alla cultura veneta e veneziana. Dal gennaio 2024 il centro ha rilanciato le proprie attività, grazie ad un comitato scientifico importante che comprende e annovera autorevoli professori di varie università italiane e straniere. Ad oggi sono usciti i primi 2 volumi della nuova collana e ce ne sono altri 5 in arrivo,
che andranno ad affiancarsi agli atti delle giornate di studio sul preumanesimo, giunti alla terza edizione, e alla serie Facezie del 400 e del 500, opere in più volumi, di cui il primo, di circa 700 pagine, edito pochi giorni fa, è dedicato ad autori come Poggio Bracciolini e Angelo Poliziano. Bene, ho finito la mia invasione di campo e lascio la parola quindi ai nostri relatori. Grazie. Grazie. Desidero anzitutto ringraziare veramente con animo commosso la nostra Presidente qui presente, a cui mi lega un'antica amicizia. Lei si vede che mi ricordava quando ero alla Marciana e lei era giovanissima, ma io ho seguito la sua carriera con ammirazione e simpatia e venivo a trovarla anche all'archivio, quindi insomma la ringrazio, mi ha trattato anche troppo bene. E niente, io sono stato molto contento di questo invito che ho ricevuto a dire due parole riguardo a questo libro, per varie ragioni che adesso vi dirò. Anzitutto perché mi ha fatto piacere che mi provenisse da questo centro di studi che è stato creato dal professor Alessio e dalla nostra cara amica Angela Caracciolo Ricò, che ricordo fin dalla prima gioventù perché era una cara amica prematuramente scomparsa, e quindi è un modo anche questo per ricordarla e esserle vicino. Poi mi ha fatto piacere perché il libro è di alta qualità, di alto interesse, e quindi anzi mi sento onorato di essere chiamato a questa presentazione. Ma poi c'è anche il fatto che uno degli autori, che anche è il primo del libro, è un mio vecchio e caro amico, Carlo Campana. Con lui abbiamo una lunga amicizia perché abbiamo lavorato insieme in questa biblioteca fin da quando io sono entrato, praticamente, o quasi. Abbiamo fatto libri insieme, insomma una vecchia amicizia anche scientifica, quindi è bello che essere qui con lui a festeggiare l'uscita di un suo lavoro. E poi c'è anche il fatto che il suo contributo riguarda un argomento che mi interessa moltissimo, di cui mi sono anche un po' occupato, su cui ho scritto qualche cosetta e più volevo scrivere, ma poi non l'ho fatto, lo farà lui, o l'ha fatto già lui. Cioè la crociata di Varna, questo è un argomento di straordinaria interesse, straordinaria importanza, di cui si sa poco, stranamente, mentre l'evento è fondamentale per la storia dell'Europa, perché questo sforzo dell'Occidente di resistere ai turchi è fallito e la sconfitta di Varna ha dato origine all'avanzata turca in tutto il mondo balcanico e alla caduta di Costantinopoli. Forse sarebbe caduto lo stesso, ma non così presto, e forse magari no. Quindi è stata una cosa molto importante che io ho trovato appassionante, anche perché si lega a uno degli argomenti di cui mi sono occupato con passione, cioè il cardinale Bessarione, la sua vita, la sua grande impresa di aiutare, come secondo tutte le sue possibilità, la difesa di Bisanzio, e poi lui ha coronato la sua opera regalando alla Repubblica Veneta la magnifica sua biblioteca, che è qui conservata ora brillantemente dal nostro direttore Stefano Trovato, e sempre grazie a lui in fondo che ci troviamo in questa magnifica libreria, perché è stata fatta apposta per accogliere il suo magnifico dono di codici greci, soprattutto anche latini. Perché l'avvenimento di Varna si lega a Bessarione? Perché il Giovanni VIII, paleologo, imperatore di Bisanzio, si è deciso a chiedere aiuto all'Occidente perché ormai
i turchi erano dappertutto, lo circondavano e ci voleva un intervento più forte di quello che poteva organizzare lui. Però c'era l'ostacolo della divisione delle chiese, del famoso scisma del cellulario del 1053, che si era più volte tentato di cancellare, ma era sempre rimasto. Questa volta invece c'era la decisione imperiale di far finire questa divisione, e Bessarione era del gruppo di vescovi e di cultori degli studi teologici che è venuta a Venezia, cioè che è venuta prima a Venezia, poi a Ferrara, poi a Firenze per discutere dell'unione, e Bessarione si convinse dell'importanza e della necessità dell'unione, mentre prima aveva dei dubbi, e fu lui che era la personalità forse di maggiore spicco nella missione greca, fu lui a proclamare l'unione a Firenze nella basilica, nella chiesa della cattedrale, e con lui c'era il cardinale Cesarini, anche lui figura importantissima in questa storia, perché entrambi fecero un discorso sostenendo l'importanza e la necessità dell'unione, e per fare questa unione l'imperatore aveva impegnato tutto il suo prestigio, perché in realtà nessuno la voleva tranne questa elite che sperava l'aiuto occidentale. E questo aiuto, anche se la cosa non è tanto nota, ci fu, perché era allora Papa Eugenio IV Condulmer veneziano, che fu convinto della necessità di mantenere la promessa e di aiutare i greci facendo una spedizione contro i turchi, una vera e propria crociata. E questa è una delle crociate tarde, forse la più tarda, la crociata che finisce a Varna. Cosa succede? Che Venezia aderisce subito, perché il Papa era veneziano, e per i turchi non è che Venezia avesse una grande simpatia, li aveva combattuti più volte, poi cercava di sopravvivere con dei contratti più o meno benevoli, ma di fondo attaccava volentieri. C'era Venezia, c'era il Papa stesso che armava a sue spese a Venezia, però 8 galere, c'era stranamente il duca di Borgogna che aderiva anche lui con 2 galere, mandando un generale suo, de Vauvrin. Ora cosa succede? Questa spedizione si avvia e va benissimo, perché si combatte nei Balcani, e tutti i Balcani erano uniti contro i turchi, che avevano già conquistato moltissime posizioni, ma ancora resistevano degli stati liberi. C'era il Regno d'Ungheria con il ministro importantissimo Hunyadi, c'era la Transilvania con il Vlad Dracul, famoso, cattivissimo, c'era la Serbia con Giorgio Brankovic, che era stato già spodestato ma aveva ancora un suo esercito. Insomma, c'era una grossa coalizione di 25.000, circa 30.000 soldati disponibili. Venezia doveva curare la difesa dal parte del mare e impedire che i turchi potessero passare con altre truppe per conquistare l'esercito crociato. E cosa succede? Vincono, tutto è raccontato brevemente ma molto lucidamente dal nostro Carlo Campana. La prima battaglia si combatte, siamo nel 1443, si combatte a Niš in Serbia, poi i turchi perdono questa battaglia, poi resistono ancora. Nella primavera successiva un altro scontro vicino a Sofia, vittoria, e i nostri entrano a Sofia. Sembra che i turchi non abbiano più forze sufficienti per difendere le loro conquiste nei Balcani. Il sultano Murad
accetta una tregua di 10 anni e dice che si ritirerà da tutto tranne che da Adrianopoli. Quindi è un trionfo, e c'è insieme ai crociati il cardinale Cesarini che rappresenta il Papa ed è uno stimolo, un continuo sprone all'azione. E poi il più importante di tutti, dimenticavo, è il re di Polonia, il giovanissimo Ladislao, che a 19 anni, poveretto, si trova questa enorme grana della guerra con i turchi. Tutto sembrava a posto. A Seghedino, Szeged, si firma un contratto un trattato di pace con Murad, non proprio di pace, ma diciamo l'armistizio. Sembra tutto finito. No, purtroppo Cesarini, ahimè, e purtroppo però con l'aiuto e l'appoggio del Papa, bisogna dirlo, ma dice no, questi accordi non valgono niente con il nemico di Cristo, non valgono i patti, bisogna andare avanti, schiacciare i turchi e eliminarli dall'Europa. E così riprende la guerra, e purtroppo la guerra finisce nel novembre in uno scontro in cui i crociati perdono. Ma perché perdono? Perché Murad, che aveva ritirato le sue truppe perché doveva combattere nell'Asia Minore, era riuscito a tornare sul Mar Nero e aveva passato il Mar Nero ed era arrivato lì con un esercito che nessuno si aspettava. Sono 70.000 uomini contro i 30.000 scarsi dei cristiani. Cosa era successo? Il compito di Venezia era di impedire il passaggio del mare, e Venezia l'aveva fatto ai Dardanelli, c'era la nostra flotta che impediva ai turchi di passare, ma i turchi sono andati sul Bosforo e sono passati. Come mai? Sembra proprio che li abbiano traghettati i genovesi. Qui è una questione che anche il nostro caso Campana non risolve, però io, non per patriottismo ma per un ragionamento abbastanza logico, direi che non possono essere stati che loro, perché è impossibile che i veneziani di Costantinopoli svolgessero una politica contraria alla loro patria quando poi questa era poi impegnata direttamente nella guerra. E in più, in questo periodo c'era un rapporto molto amichevole tra i genovesi e i turchi. Lo dice proprio un bel lavoro, che è uno di quelli che ho letto con profitto, della dottoressa Origone, che dice che in questo periodo i genovesi erano molto ben visti dai turchi. Prima già avevano aiutato Orkhan a passare il mare, arrivare nei Balcani, ma avevano continuato. E non sapevo che anche nel 1430, quando Venezia ha dovuto abbandonare Salonicco che si era data a lei, avevano aiutato i genovesi, avevano aiutato i turchi. E, insomma, mi sembra abbastanza logico che volessero fare un dispetto ai veneziani, un dispetto grosso, e non sostenerli. Mi sembra un'azione molto logica, perché è vero che la guerra, di quella famosa guerra in cui i veneziani erano arrivati a Chioggia e poi i genovesi e poi sono stati sconfitti, è vero che la guerra con i genovesi non c'è stata più, ma c'era parecchia antipatia, perché questo è continuata, questa antipatia anche dopo, quando i veneziani durante la guerra di espansione nella Lombardia hanno portato le galere sul Garda, per una straordinaria operazione, hanno perso, le loro galere sono state sconfitte perché c'erano i genovesi al servizio dei visconti. Quindi io direi che possiamo assolvere i veneziani da questa colpa. Poi c'è il problema però che
che tratta a fondo il nostro Carlo, ed è la questione di Cesarini. Cosa succede di Cesarini? Scompare, si pensa che sia morto, anche se non si sapeva bene, ma tutti pensavano che fosse morto, ma come non si sapeva. Carlo Campana, che ha scritto un libro esauriente su tutte le cronache veneziane, un catalogo fatto molto bene, ha indagato su tutte le cronache che parlano di questi eventi, e quelle di Venezia non dicono niente. È strano, ma non parlano nemmeno di Varra, non parlano nemmeno della sconfitta, parlano del ritorno allegro e festoso delle galere 2 anni dopo, perché le galere erano rimaste sul Mar Nero, dando un po' di aiuto agli scampati, facendo qualche operazione secondaria, diciamo, poi erano tornati. Ma non dicono niente, dicono che bello, sono tornati allegri. Di Sfata di Varra non dicono niente. Poi invece cominciano ad arrivare delle testimonianze, e Carlo ci dice che ci sono praticamente 3 teorie, una che, anche di più, ma in grosso modo, una che lui fosse stato ucciso in battaglia o poco dopo, magari trovato ferito, finito dai suoi stessi compagni. La seconda, che invece questa eroica fosse stato catturato dai turchi e avesse subito il martirio, e quindi ci sono delle descrizioni terribili del martirio a cui lui avrebbe risposto eroicamente, ma sembra molto improbabile. L'altra è che sia stato assassinato mentre cercava di fuggire. E ci sono varie ipotesi, ci sono vari colpevoli possibili, i valacchi, altri. Ma quella che sembra più probabile è che lui volesse varcare il Danubio, avesse preso una barca pagandola e gli stessi traghettatori l'avessero assassinato per rubarlo. Quindi questa tesi mi pare che sia, grazie, che gentile, questa tesi mi pare che sia quella che Carlo Campana sostiene di più, anche fondandosi su una grazie, approfitto della gentilezza. Lina Ciuffini deve essere sempre pronta. Grazie, che appunto che sia stato assassinato di questa cronaca più tarda, che però sembra molto persuasiva, ricca di particolari e convincente, che sostiene la tesi dell'assassinio da parte di traghettatori malvagi. Quindi questo articolo, secondo me, già da questo vale l'acquisto del libro, vale la pena di comprarlo solo per questo. Poi c'è molto importante anche questo della Origone, che ha scritto un libro molto bello che ho anche letto che si chiama Bisanzio e Genova, in cui si parla molto si parla praticamente di come Genova e Venezia erano viste dai bizantini, erano viste ovviamente molto male, perché erano dei parvenus cattivi, boriosi, avidi, però dice onestamente che erano visti peggio i genovesi, che vengono spesso, come si può dire, assimilati ad animali cattivi, eccetera, mentre con i veneziani sono più cauti, anche perché mentre i genovesi entrano in scena dopo il 1000, i veneziani erano sempre stati sudditi di Bisanzio, legati a Bisanzio, alleati, insomma, quindi c'è più cautela nel trattarli male. Poi c'è un articolo anche molto interessante di un altro bravissimo storico che è Antonio Musarra, che ha scritto un libro molto bello su Genova e Venezia, che si chiama Il Grifo e il Leone, il grifo genovese, il leone veneziano,
che si dedica a studiare la figura di Jacopo Doria, che ha scritto una importante cronaca di prima mano sulla battaglia della Meloria. Ma tutti gli articoli sono interessanti, adesso non mi pare che sia il caso di raccontarli tutti, ma però vale la pena di leggerli. Ce n'è anche uno su Marin Sanudo Torsello, il Marin Sanudo il Vecchio, cosiddetto, che proponeva la crociata contro l'Egitto, e qui pubblica il testo integrale del suo studio, del suo scritto propagandistico, diciamo. Insomma, è una miniera di informazioni e di notizie che vale la pena di leggere, un bel esordio per questa nuova collana. Basta, non direi altro, ma se volete in caso dopo si può dopo. Certo. Grazie Marino. Grazie per questo intervento che rappresenta da una parte un affondo molto importante su uno di questi testi e dall'altra ci garantisce anche una visione d'insieme. Ora la parola a Marino Zabbia. Grazie. Grazie per l'invito, sono molto contento di essere in questa sala così bella e di aver conosciuto finalmente Marino Zorzi, lui nemmeno lo sa, ma mi perseguita da secoli che ormai. Quindi, cosa vi posso dire? Questo libro è una raccolta di saggi. Io cerco di convincervi a leggerli. È una raccolta di saggi che ha un titolo, no, che richiama le città mediterranee. È un titolo un po' vago, devo dire la verità. Quali sono le città mediterranee? No, cioè c'è anche una cronaca, che so io, spagnola. Barcellona ha una grandissima cronaca. Oppure qui in area adriatica, Spalato ha una cronaca famosissima. Però va detto, il rilievo assoluto, numerico proprio, no, come dato oggettivo delle città italiane in questo panorama, anche mediterraneo ma anche europeo, quello che volete voi, è assolutamente, è un ruolo ma proprio enorme, invasivo, devastante, come volete, cioè è una specificità italiana la cronaca cittadina, no? L'Istituto Storico Italiano per il Medioevo ha pubblicato in 11, mi pare, tomi il Repertorium Foncium Historiae Medievi, e sono censite tutte le fonti in latino, in volgare, di storia europea e anche della parte bizantina. Ecco, se voi pazientemente sfogliate queste migliaia di pagine, vedrete che quando c'è una cronaca cittadina è una cronaca italiana, d'accordo? Questo è un rilievo assoluto, sì, certo, c'è anche la cronaca del borghese di Parigi, c'è una cronaca delle Fiandre, però il ruolo, no, il numero di cronache italiane è veramente esuberante. Grosso modo ne ho contate quando ero ragazzo 500 tra l'XI e il XIV secolo compreso, d'accordo? Quindi tantissime. Ecco, questo libro, quindi città mediterranee che di fatto sono italiane, una volta che fai la cronaca cittadina fai l'Italia, d'accordo? Cosa c'è? Ci sono diversi tipi di approccio alla scrittura del passato. Adesso magari io non so, non conosco il pubblico che mi ascolta e forse siete espertissimi e forse non sapete niente. Però faccio un discorso intermedio, quindi qualcuno saprà già tutto, per qualche altro sarà troppo complicato. Succede sempre quando parli con un pubblico che non conosci. La storia nel Medioevo, si sa, non è una disciplina insegnata a scuola, non è una cosa che si impara all'università, non si insegna a scrivere la storia in nessuna forma istituzionale, tranne alcune eccezioni. È però un'attività molto praticata ai margini del mondo culturale e per quel che riguarda l'Italia è praticata da letterati, diciamo così, di serie B, d'accordo? Non Petrarca, che
che scrive, sì, le sue vite degli uomini illustri, però non parla dei fatti dei tempi suoi o della storia di Arezzo, di Firenze o di Avignone o di Padova, in tutti i posti in cui è stato, Milano, che so io, Venezia ovviamente. No, sono persone di un livello culturale medio tendenzialmente, poi ci sono anche le eccezioni, che compiono un'operazione ambiziosa, raccontano, no, registrano i fatti della loro città. Ora, questo libro ci dà tanti campioni di questo panorama così variegato, d'accordo? Abbiamo per esempio 2 saggi dedicati alla scrittura storiografica dei domenicani. Vi ho appena detto che è una produzione storiografica non di dotti e subito mi contraddico, perché i 2 domenicani studiati in questi saggi, Francesco Pipino, che è stato tra l'altro il traduttore, uno dei traduttori di Marco Polo, no? Ha tradotto Il Milione in latino, la versione più diffusa, quella che aveva comprato anche Cristoforo Colombo, era la traduzione di Pipino. Francesco Pipino, quindi c'è un saggio di Sara Crea che ricostruisce le fonti di questo effettivamente dotto frate, no? Che scrive una storia che parte con Carlo Magno, voleva arrivare ai giorni suoi, e che vi dirò, caratteristica di tante di queste cronache, nessuno ha letto. Abbiamo un manoscritto che probabilmente è, se non autografo, certamente chiosato dall'autore. L'altro invece è Galvano Fiamma, è la Federica Favaro che lo studia e fa vedere come Galvano Fiamma, in una cronaca, Galvano Fiamma ha scritto molte cose, alcune veramente importantissime, però come sempre, no, cosa succede? Che se uno fa una cosa grossa e tante piccole, noi studiamo quelle piccole, e questo vale anche per Galvano Fiamma, quindi la grossa cronaca galvaniana aspetteremo che la studino. E invece questo, che è un testo importante ma diciamo così minore, hanno fatto dei bei lavori e vedono, no, l'aspetto come in questa grande compilazione in cui si vuol mettere di tutto, si mette anche tante note geografiche. Anche Galvano Fiamma è un lettore di Marco Polo che legge però probabilmente ancora in una versione francese, diciamo così. Quindi questi sono piuttosto dotti. E sono 2 campioni, no, di questa storiografia cittadina. Poi, della vicenda sventurata della crociata sappiamo tutto, compaiono poi in questi testi, anche in questa raccolta, altri saggi. Per esempio esiste anche una cronachistica normanna che è grossa, che ha qui la sua finestra, no? Con questa storia così particolare di Alessandro del Talese, che è un abate. Nell'Italia settentrionale e nell'Italia centrale i monaci smettono presto di scrivere storia. È interessante questo, cioè determinate tipologie di autori che poi smettono di scrivere storia. Altri invece nell'Italia meridionale vanno avanti un po' di più. Nel resto d'Europa, ancora nel basso medioevo, i monaci scrivono di storia. La peculiarità italiana è che invece smettono, no? Nei comuni, anche nell'Italia meridionale smettono. Alessandro di Telese è un abate che scrive una storia, un testo molto interessante, molto strano anche, che essendo così anomalo lo hanno letto in tutti i modi. C'è chi dice che è una specie di speculum principis, c'è chi dice qualcos'altro. Secondo me è un testo scritto non per Ruggero II, ma per i vertici della società campana che erano in guerra con Ruggero, nella speranza di convincerli a scegliere la via dell'adesione alla monarchia. Ma questo è un discorso lunghissimo e che adesso ovviamente non posso fare. E quindi naturalmente c'è il saggio di Musara che ha già citato Marino Zorzi, che è un ulteriore caso, no? Questo è perfetto, no? È proprio il caso perfetto di una cronaca cittadina. E ci sono i grandi annali genovesi, iniziati da Caffaro, no? Si dice che nel 1153 presenta questa sua cronaca ai consoli, è un pezzo bellissimo, e poi continuati finché non arrivano nelle mani di questo ultimo continuatore, il quale scrive quasi un diario, no? Dei fatti dei tempi suoi. Però è interessante quel testo, perché
fa vedere come sono cambiate le cose. Nel 1160, così diciamo, Caffaro ti racconta la storia contemporanea, a lui ovviamente, la storia coeva. E i continuatori di Caffaro aggiornano via via questa storia contemporanea. Quando si arriva ad Andrea Doria, lui vede che la storia contemporanea non basta più, no? C'è bisogno di raccontare quello che era successo prima, e quindi prende la cronaca di Caffaro e ci mette un cappello introduttivo in cui ti racconta che cosa? La storia delle origini di Genova. Ecco, e questa è la stessa cronaca, la stessa cosa su cui si impegna negli stessi anni, sempre a Genova, Jacopo da Varazze, no? questo all'arcivescovo domenicano, che scrive una cronaca di Genova dalle origini. In realtà anche quella non è esattamente una cronaca, è un misto, c'è di tutto dentro, ti spiegano anche come prender moglie e tante cose, però anche una grande cronaca cittadina. Jacopo da Varazze, Francesco Pipino, Galvano Fiamma, questi grandi domenicani, no? Queste figure importanti dell'ordine domenicani, ecco, fanno un tipo di storiografia diversa e più dotta, vanno a cercare le cose nel passato, scavano, no? Vanno nelle biblioteche, hanno l'opportunità di fare una cosa diversa perché hanno alle spalle l'ordine domenicano con i suoi studia, con le sue biblioteche, eccetera. Parallelamente i laici che continuano a scrivere in questi anni queste strutture, queste cose non ce l'hanno, no? Non hanno biblioteche, trovare i testi è complicato. È bello, Galvano Fiamma è bello perché a un certo punto in un prologo ti dice: ho usato questi libri e li ho trovati lì. Tra l'altro cita la cronaca di Tolomeo da Lucca, che ha letto qui a Venezia, perché Tolomeo da Lucca è stato, no, per un certo periodo arcivescovo di Torcello, e quindi lui fa tutto questo, ecco, ricostruisce, indica dove stanno i libri, non ti dice solo quali libri ha letto, ma anche dove trovarli. Anche Francesco Pipino fa questo, va a Milano e ti dice: guarda che nella chiesa di Sant'Eustorgio puoi trovare questi testi qui. E questo naturalmente è cos'è questo? Scansione, vabbè. È uno step superiore. I nostri cronisti laici questo tipo di discorso non sono in grado di farlo. Ecco, fatemi dire due parole, visto che siamo in piazza San Marco, sulle cronache di Venezia e poi chiudo. Le cronache di Venezia non trovano tantissimo spazio in questo volume, però invece c'è Amalfi, e questo devo dirlo assolutamente perché è molto interessante ed è un discorso che vale per tutte le cronache cittadine, quindi magari piuttosto resto sul libro piuttosto che su discorsi fumosi. E Amalfi è funzionale al nostro discorso. Le cronache cittadine, vi dicevo, hanno pochissima tradizione manoscritta, no? Persino Francesco Pipino un manoscritto, e quell'altro di Galvano Fiamma pochissimi. Amalfi ha un groviglio di testi. Sappiamo di una memoria amalfitana che grosso modo risale all'undicesimo secolo, non ce l'abbiamo così com'era. Abbiamo però continue riscritture, no? Cioè una sorta di fenomeno, e questo viene fuori bene da questo libro, avendo un po' di pazienza, e vale un po' per tutte le cronache delle città italiane. Queste cronache hanno scarsa circolazione, evidentemente c'è nella città, via via che si avanza nel basso medioevo, nella prima età moderna, un ambiente di persone che sono interessate al passato cittadino, che recuperano questi testi. Qualche volta, se siamo fortunati, li copiano, se siamo sfortunati li riscrivono, ad Amalfi li riscrivono. A Venezia fanno di tutto, no? Noi possiamo seguire abbastanza bene la storiografia veneziana fino a un certo punto, diciamo fino al 300, così. Dopodiché c'è un'esplosione di testi su cui prima o poi qualcuno dovrà mettere le mani, che scrivono, riscrivono, ricopiano, no? Cessi a suo tempo pubblicò come la pseudo Giustiniana, era un disastro, cioè poi a parte quello faceva le edizioni senza note, però erano trascrizioni e basta, però era un testo fantastico, no? Da questo punto di vista. Ecco, da questo punto di vista Venezia è come Amalfi, no? Questa storia delle repubbliche marinare ormai sappiamo che non dobbiamo dirla più, però in effetti queste città di tradizione bizantina, di lunghissimi, no? Con questa memoria profonda e con questa attenzione al loro passato, che per un motivo o per l'altro deve essere comunque sempre ripreso, no?
Ecco, lì rappresenta qualcosa di bello, perché noi abbiamo veramente tantissimo da lavorare ancora, così posso finire. Abbiamo tantissimo da lavorare ancora, perché fino a un certo punto riusciamo, no, fino al 200, 300 a Venezia, ad Amalfi addirittura più antico, a capire come stanno le cose. E poi c'è un groviglio di erudizione nel quale, su questo groviglio nessuno ha ancora avuto il coraggio di mettere le mani, però speriamo che prima o poi si faccia, che qualcuno lo faccia, perché la riscrittura del Medioevo tra 4 e 500 è un grande tema. Grazie. Allora, grazie Marino, davvero ci hai fornito un quadro ad amplissimo spettro. Ascoltandoti, non so se abbiamo ancora un minuto, mi è venuta in mente una riflessione sulla presenza dei domenicani in questo filone rispetto ai benedettini o rispetto ad altro, ma di questo magari ne parleremo un'altra volta. Invece qualcosa vorrei chiederti, nel quale sono incappata, come sempre succede, si studia una cosa e si incappa in un'altra informazione. Allora, in un saggio di Bartolomeo Cecchetti dedicato a libri scuole maestri nei secoli XIV e XV, leggo rapidissimamente: per motivi politici o di buon costume andavano distrutti alcuni libri e vengono citati 2 episodi. 1418 il Consiglio dei 10 invita il nobile Antonio Morosini a presentare ai capi del Consiglio 2 cronache da lui scritte e le fa distruggere. Perché? Perché contengono cose scandalose. Ed altre se ne bruciano, ribadisce Cecchetti, quae continent aliqua inonesta et falsa, che sono state trovate presso un Bartolomeo e un Damiano, scrivano delle carceri. Primo episodio 1418, secondo episodio 1425. Allora, la cronaca Morosini, della cronaca Morosini, edita da Andrea Nanetti, Dorita Reines ricorda, citando proprio da questa sentenza del Consiglio di 10, che addirittura viene sottoposta all'esame da appositi inquisitores che sono stati creati dal Consiglio per verificare le parti di questa cronaca che non andavano bene, che non risultavano conformi. In realtà l'esito di questa indagine, di questi inquisitores, fu probabilmente meno drastico di quanto Cecchetti ci lascia scritto, perché risulta che qualche pagina venne effettivamente strappata e forse davvero bruciata, ma per nostra fortuna la cronaca è comunque arrivata ai giorni nostri. Si conserva oggi a Vienna alla Biblioteca Nazionale. Dunque, è un tema che sappiamo, che conosciamo, cioè Venezia esercita un controllo rigoroso e occhiuto su quanto si celebra all'interno del Palazzo del Potere. E come ribadisce Dorit, le notizie sono considerate a Venezia una merce preziosa. Ecco la domanda, visto che tu sei un esperto di cronache a tutto tondo. Questi inconvenienti, questi episodi di un controllo alla fonte esercitato dal potere politico, hai avuto modo di riscontrarli in altre situazioni geografiche? No. Conoscevo l'episodio veneziano proprio per la sua eccezionalità. La censura inizia con il libro a stampa. Quando hai un libro a stampa che non va bene, una volta che lo pizzichi li bruci tutto, tanto sono tutti uguali. I manoscritti invece ognuno fa storia a sé e la capacità di controllo sulla memoria cittadina nel Medioevo non esiste, sostanzialmente è minuscola. La cronaca Morosini è un testo particolare, nel senso che lui comincia scrivendo la storia di Venezia, non so, in questa edizione di Nanetti, 3-4 tomi, non mi ricordo più, e poi però a un certo punto rinuncia all'idea di scrivere, quindi copia semplicemente documenti, no? Non mi ricordo nemmeno se, insomma, dovevi avvisare un po' prima però, non mi ricordo nemmeno se mette dei pezzi di commento o se da un certo punto in poi copia e basta.
Copia lettere, sì, lettere che arrivano dappertutto. Da questo punto di vista è fantastica, trovate lettere che vengono da Londra, da Francia, dalle Fiandre, dappertutto, e lui tutto copia. Io avevo fatto delle piccole ricerche anni fa, perché parla di Giovanna d'Arco, avevo fatto un corso all'università su Giovanna d'Arco, e quindi tra le fonti che avevo visto c'erano queste lettere, e lui tranquillamente copia lettere pro, contro, non gli importa. Quindi la censura secondo me sta nel fatto che questo raccoglieva, evidentemente gli sono capitate tra le mani carte che non dovevano capitargli tra le mani, gliele hanno portate via. Cioè non è che lui ha scritto una storia di Venezia in cui diceva che Attila era buono e i veneziani che sono venuti in laguna erano cattivi e quindi lo hanno castigato per questo. Perché lui non ha, cioè è difficile trovare un'ideologia in uno che copia documenti su documenti senza mettere una... Oddio, bisognerebbe verificare se li copiava storpiandoli, questo però insomma è troppo difficile. E quindi non lo so, certo lì evidentemente gli è capitato tra le mani qualcosa che non doveva vedere, se è saputo gli erano tolti. Infatti la cosa che almeno Nanetti dice nell'introduzione, che la prendono, tolgono i pezzi che non vanno bene e gliela rendono. Quindi non c'è niente del genere, no? La storiografia diventa una cosa ufficiale con l'umanesimo. A un certo punto con Leonardo Bruni, ma soprattutto quando i papi tornano a Roma, oppure con la corte a Venezia nel Cinquecento, allora lì c'è un ufficio, c'è una persona che prende dei soldi per scrivere di storia, eccetera. Prima assolutamente no, e poi sono dei professionisti, prima sono dei dilettanti. Quindi vi capiterà, faccio un esempio solo, velocissimo, Piacenza ha un cronista che è guelfo, Codagnello, e scrive la storia di Barbarossa, viene ripreso da un cronista che è ghibellino, anonimo, non si sa, nel 200, questo lo riprende alla lettera, pari, magari smussa un pochettino certi giudizi, toglie qualche aggettivo un pochettino più così, però non riscrive la storia, no? La ricopia, magari addolcendo, non dice che Barbarossa è un fetentone, però grosso modo non tocca più che tanto. Non c'è, da questo punto di vista, non c'è un controllo, no, è una cosa eccezionale, prima del 400. Bene, non so se ci sia qualche domanda, qualche intervento da parte dei nostri ascoltatori. Campana? Scusi, le porto il microfono, così ascoltiamo tutti. Non per la storia in particolare, ma per quel che riguarda il controllo sulla pubblicazione, c'è una caratteristica che ce lo dice subito. I manoscritti nel Medioevo, tranne giustamente per i manoscritti storici, perché come è stato altrettanto giustamente detto, la storia era un mestiere di secondo ordine sempre, da sempre. Insomma, già conosco meglio l'undicesimo secolo, ma nell'undicesimo secolo era corrente. Chi faceva il monaco che scriveva la storia era un povero Cristo, era uno che non sapeva che fare, e allora gli rifilavano di scrivere, o scriveva lui perché non sapeva che fare, le memorie del monastero che nessuno leggeva. Però una cosa che ci dice con poca probabilità di sbagliare è la circolazione del manoscritto, del testo manoscritto. Quando, al di là di quei fenomeni che abbiamo visto, cioè della storia monastica o della storia locale, che interessavano soltanto quei pochi, al di là di questo, il manoscritto, se interessava, circolava. Ora io mi sono sempre chiesto come avvenga che ci sono sovente tradizioni di testi, tradizioni manoscritte che compaiono magari in tutta Europa, ma in Italia non arrivano. O tradizioni che sono italiane e scompaiono subito. Ci sono al di là delle Alpi, ma in Italia scompaiono. Ora, tutto questo io non credo sia casuale. E in un caso, ma purtroppo nessuno si è mai interessato, una piccola prova c'è di un testo oltremontano che
non entra in Italia, ma di cui si ha una memoria che è stato visto da un italiano e che l'ha visto perché, traduco un po' liberamente, a casa mia non si poteva leggere. Quindi un controllo sulla produzione io credo ci fosse. Quanto intenso, in che modo praticato, questo non lo so, non mi sono mai interessato di questo argomento, ma che Santa Madre Chiesa badasse molto attentamente a quello che si leggeva era come i dogi, stavano molto attenti a quel che si diceva di casa loro. Anche Santa Madre Chiesa stava molto attenta a quello che arrivava e si poteva leggere. D'altra parte è una buona scusa. Se tu leggevi qualche cosa che non andava bene ti guastavi l'anima e quindi faceva un piacere a te, non un piacere a sé, salvava la tua anima, perché tu non leggevi cose che avresti, se avessi letto le cose che non dovevi leggere e magari avessi loro dato retta, ti saresti guastata l'anima e quindi ti salvo. Questo è sicuro, questo viene detto. Quindi se mettiamo assieme tutte queste tessere possiamo tranquillamente capire che, come dicevo prima, un'attenzione occhiuta per certe parti, ma ben giustificata per altre, nel Medioevo c'era. Ecco, grazie, solo questo. Grazie professore, grazie a tutti. C'è qualche altro intervento? E chiudiamo perché vedo lo sguardo occhiuto della nostra collega. Bene, allora grazie ai due marini che abbiamo riunito oggi sotto questa in questa bellissima sala. Grazie a Stefano per averci dato la possibilità di presentare questo volume. Grazie agli autori e buona lettura a tutti. Grazie. Fatta. Sì, l'ora è passata.